L'indagine di Legambiente Ecosistema Scuole su qualità dei servizi, sicurezza e controlli degli edifici, investimenti per i progetti educativi, presentato oggi a Napoli, evidenzia sempre maggiori sperequazioni tra i territori. Bolzano e Trento prime, in coda invece le città del meridione. Migliore invece la situazione a Cosenza, che è la prima città del sud come qualità dell'edilizia scolastica e dei servizi. La città dei Bruzzi si colloca infatti al 17° posto in Italia con una percentuale del 75-78%, compiendo un balzo rispetto allo scorso anno quando si trovava in 59esima posizione. Gli indicatori di Legambiente fanno riferimento tra l'altro ad interventi strutturali sugli edifici scolastici, alla manutenzione e alle spese stanziate nell'ultimo quinquennio all'energia pulita. Nel rapporto si legge che un mix di programmazione, di investimenti costanti e di innovazione è mancato soprattutto alle regioni del sud Italia e delle isole, le cui città capoluogo sono tutte dopo la 36esima posizione in graduatoria, ad eccezione di Cosenza che, come dicevamo, si colloca al 17° posto, con Reggio Calabria, Palermo, Latina, Foggia e Messina che chiudono invece la classifica. Sempre Legambiente evidenzia che non sono mancate le spinte in avanti anche in queste aree del paese come Cosenza, che oggi ha tutte le scuole con certificazioni richieste grazie ad un abile reperimento di fondi regionali e nazionali. Un risultato, commenta il sindaco Occhiuto, che dimostra che anche nel sud si può cambiare, portando avanti un lavoro serio e continuo con un'attenzione concreta verso il mondo dell'infanzia.